Tra 8 ore sarò dall'altra parte del mondo. Che cibo mi porto via quando faccio viaggi lunghi e stressanti come in aereo, in treno o in auto? Ci sono due cibi che preferisco. Il primo è molto comodo, rientra nella libertà alimentare ed è prosciutto crudo o jamon iberico. Perché questo? Perché è fino come un foglio di carta, si conserva anche fuori dal frigo ed è solamente carne e sale. Molte persone lo confondono con gli insaccati, ma non è un insaccato. L'altra opzione sono della frutta secca, delle noci di macadamia o noci normali. Non hai bisogno di carboidrati quando viaggi, sei seduto per tante ore e probabilmente sei stressato. Lo stress aumenta gli zuccheri nel sangue, non hai bisogno di altri carboidrati. Durante il volo ti daranno lasagne, pasta asciutta, panini, cracker, patatine, sandwich, non hai bisogno di niente di tutto questo. Acqua e solamente questi due ingredienti sono più che sufficienti per arrivare dall'altra parte del mondo. Ci vediamo domani. Seguimi per altri consigli utili.